Lei è la Veccia? È Miss Oveccia, sì. Non ci sembra molto. Interpreto Oveccia, spero, insomma, adesso ancora un poco giovane, ma mi piace molto il ruolo che interpreto. Domani sera sarà la terza volta dove parlerà la Veccia. Una piccola rivoluzione dopo decenni che il testamento veniva letto dall'avvocato difensore. Si è un po' aggiornata, questo è vero, e abbiamo voluto introdurre qualche elemento nuovo, però sempre mantenendo quella che è la sostanza del processo, che è quella della satira del processo vero e proprio, e quindi insomma il cuore e l'anima del processo rimarrà sempre. Tradizione mantenuta partendo innanzitutto dal nome. Quest'anno il suo nome è? Mi so Duchessa Marietta Marinaio, Ma perché marinaio? perché so primatista de promesse poco mantenue. Questa è una stilata pazzesca al sindaco. Qua il mio omonimo mi scuserà magari da venire a vedermi perché sarà molto divertente, si divertirà anche a Jussi. Seppur che sarà parecchie robe da dire, insomma. Tali e tante le accuse che l'imputata sa già che fine farà. Non si sente un po' male da dover finire costantemente ogni anno inevitabilmente a fuoco? Assolutamente sì, è una cosa che mi preoccupa ogni volta, ma è anche il lato divertente, perciò cerchiamo insomma, di divertirci il più possibile. Mi piace proprio questa cosa, di impersonare qualcuno che poi alla fine finisce sempre al rogo. E vista la consapevolezza della condanna, abbiamo cercato almeno di carpire qualche anticipazione. C'è qualche anticipazione ci può dare? Insomma, direi che sarebbe meglio venire a vedere il processo che si terrà giovedì 7 marzo alle ore 20:30 presso il Ponte Dante a Treviso. Chi che non può vedermi proprio lì potrà vederci in diretta su Antena 3. E se piove? E se piove ci vediamo invece sabato 9 marzo alla stessa ora, sempre al stesso posto presso il Ponte Dante.